Entrano in vigore da gennaio la Carta Ittica regionale e il nuovo regolamento regionale per la pesca e l'acquacultura, strumenti di pianificazione e regolamentazione che uniformano le attività di pesca dilettantistico-sportiva, le attività di pesca professionale e le attività di acquacultura in tutte le acque del Veneto. I due documenti sono stati approvati dalla Giunta regionale al termine di un complesso iter. La Carta Ittica regionale ha l'obiettivo di accertare la consistenza del patrimonio ittico e le potenzialità produttive delle acque, ponendosi verso la conservazione dei patrimoni ittici e dell'ecosistema. Comprende il piano di gestione delle acque dolci della zona A, zona salmonicola, e della zona B, zona ciprinicola, e il piano di gestione delle acque dolci della zona C, zona salmastra. Per elaborarla sono state necessarie indagini teologiche sullo stato delle popolazioni delle specie ittiche d'acqua dolce e delle acque lagunari salmastre. Per quanto riguarda le acque lagunari salmastre, oltre alla pesca amatoriale e dilettantistica, il documento regolamenta le attività di pesca professionale e di acquacultura. Vengono delineate le linee guida per diverse attività: molluschicoltura, pesca professionale e vallicoltura. È stato necessario un lavoro lungo e impegnativo per la stesura della carta, ma ora è possibile una gestione uniforme di tutte le attività di pesca, sia sportiva che professionale e di acquaculture, in tutte le acque del Veneto, ha affermato l'assessore Corazzari. Uno strumento che consentirà di regolamentare le attività legate alla pesca, considerando anche le esigenze dei pescatori e la tutela dell'ecosistema. La carta presenta una mappatura di tutti i corsi d'acqua e stabilisce rigide norme per la tutela degli habitat.